Al telefono Riccardo Mancin, che è referente per la regione Veneto di Plastic Free e anche per il Basso Polesine. Che dire, oggi è una giornata particolare, 23 maggio, abbiamo visto fotografie da parte di tutta Italia e quindi a te chiediamo cosa avete fatto in particolare voi del Polesine, quanto siete stati bravi oggi. Guarda Leandro, tantissimo, perché oltre le più rosee aspettative abbiamo avuto una partecipazione straordinaria. Sono venuti da Trieste, da Lucca, da fuori regione, quindi veramente non pensavo. Abbiamo avuto quasi 200 persone, 170 persone circa, persona più, persona meno, perché non abbiamo i numeri proprio precisissimi, e abbiamo recuperato un quantitativo importante, anche se devo essere sincero meno dell'anno scorso, quindi è un dato anche significativo che ci fa ben sperare, e comunque sempre notevole, perché all'incirca la tonnellata e qualcosa, ecco, oltre 1000 kg di rifiuti sono stati recuperati. E purtroppo su queste zone qua troviamo i rifiuti che arrivano da lontano essenzialmente, quindi rifiuti che vengono trasportati dal corso del fiume e si depositano sulle nostre spiagge. È evidente che serve un cambiamento anche del sistema normativo, perché non è possibile che pochi comuni debbano accollarsi gli oneri di gestione di questi rifiuti che arrivano da altre province, da altre regioni. Però l'importante è comunque che le persone capiscano che la sensibilizzazione parte anche dal gesto del singolo, che comunque si deve impegnare nel recuperare il rifiuto presente. Poi ovviamente noi cerchiamo di fare il possibile per far capire alle persone che bisogna partire dall'azione quotidiana per risolvere anche in parte il problema della plastica. Ecco, tanti comuni hanno firmato un protocollo d'intesa con voi, ormai siete non solo famosissimi ma soprattutto presenti sul territorio. Vedi in tutti i comuni del Polesine questa sensibilità? Diciamo che il Polesine mi sta dando grandi soddisfazioni, perché è la provincia del Veneto che ha più comuni protocollati finora, quindi hanno risposto le amministrazioni positivamente alle nostre proposte di coinvolgimento, di collaborazione, e questo fa ben sperare, perché ovviamente noi siamo la provincia che con il Po, l'Adige, il Canal Bianco ha forse i tratti fluviali più importanti, più notevoli, e questo è un segnale positivo. Certo è che la strada è ancora lunga, quindi speriamo che molti altri comuni diano un segnale positivo, insomma, che vogliano collaborare con noi, perché è fondamentale, insomma, il dialogo con loro. Riccardo, io ti ringrazio te, l'associazione, tutti i tuoi volontari. Facciamo vedere in questo momento anche le foto non solo del Delta del Po, ma di Polesella, di tutte le parti d'Italia che hanno partecipato a questo incontro. E che dire, lunga vita a Plastic Free. Grazie Leandro, grazie.